Stefano Lazzari, ha subito anche lei il furto, si parla del quinto furto in un mese qui al centro commerciale Mirasole. Ah sì sì, nel giro di poco più di un mese sono passati dai nostri vicini che aggiustano telefoni 3 volte, poi una serata sono venuti qui e dal fiorista. Il centro commerciale di Mira nuovamente preso d'assalto, l'ultimo raid in ordine di tempo commesso da una sola persona, alta di statura e con un 46 di piede. Questo è il parziale identikit del bandito fornito dalle telecamere di videosorveglianza private di un commerciante cinese, i cui filmati sono ora nelle mani degli inquirenti, e dalle impronte lasciate dal ladro nel salone del parrucchiere. Sembra che sia opera di uno, perlomeno per quelli che sono dati dal cinese, il gruppo cinese qua. Sembra, però sinceramente non lo so quanti siano perché ha scattato l'allarme, siamo arrivati qua subito. I furti in questo caso sono venuti alle 12:30 di notte, quindi anche abbastanza prestino. Come ariete per sfondare le pesanti e spesse vetrine dei negozi, il bandito avrebbe utilizzato questo grosso masso in cemento armato che le ha mandate letteralmente in frantumi, spiega il parrucchiere, l'unico tra i commercianti che, sfidando paure e timori di ripercussioni, ha voluto parlare con noi della stampa, naturalmente dopo aver sporto denuncia alle forze dell'ordine. I carabinieri poverini sono venuti subito, si sono dimostrati anche molto attivi, però credo che purtroppo non basta insomma. Ecco. Magro il bottino, ma ingenti i danni. Insomma i danni ci sono e poi che magari siano quantificati in cose che ti portano via o quello che non lavori, sono sempre soldi alla fine, e poi non stai bene, insomma hai sempre l'angoscia che a tutto momento scatti allarme, corri subito qua. Non è un bel vivere. Non lasciateci soli, qui serve la prevista sorveglianza armata che in realtà non c'è. L'appello al sindaco e a tutta l'amministrazione comunale di Mira. Quello che chiediamo è attenzione di sicuro all'amministrazione, ma come vediamo sui giornali oggi come oggi non è solo qua, è dappertutto.